L'Istituto Scolastico Gallo Sciascia di Agrigento è l'unico siciliano ammesso a competere con altri 3 istituti del settore enogastronomico nella finale del Contest Oreca Manpower. Scopri il tuo talento. Si tratta di un risultato straordinario per l'Istituto Alberghiero Agrigentino, ottenuto al termine di una selezione particolarmente rigorosa che ha coinvolto 34 scuole provenienti da tutta Italia. Il 29 aprile prossimo gli studenti disputeranno la finalissima presso il Dixit Food di Reggio Emilia, presentando i progetti Colimbè, Ascolta il silenzio delle radici per il settore accoglienza turistica e Oro Ipogeo per il settore sala e vendita, che traggono ispirazione dalla Colimbetra. Oro Ipogeo è il Mo Cocktail ideato dagli studenti del settore sala e vendita, proposto al termine del percorso del silenzio, e consiste in una bevanda agrumata analcolica preparata con agrumi della Colimbetra, un seltz naturale, botanico, locali e sciroppo di mandorle e vaniglia. Il lavoro sinergico tra i 2 settori ha permesso di raggiungere un traguardo di grande prestigio, superando la concorrenza regionale e nazionale, conquistando così l'accesso alla finale del contest. Gli studenti hanno presentato anche un video emozionale di forte impatto per promuovere il futuro hotel didattico Colimbè. Ascolta il silenzio delle radici. L'esperienza prevede un percorso sensoriale immerso tra gli agrumeti, culminando con una degustazione guidata dalle acque provenienti da sorgenti locali, servite in calici di ceramica artigianale e raccontate come elemento fondante della storia della Valle dei Templi, non solo risorsa naturale, ma principio vitale e culturale. La prova finale per il settore accoglienza turistica prevede l'attività di role play e simulazioni manageriali, durante le quali gli studenti dovranno affrontare casi aziendali reali, dimostrando competenze operative e capacità decisionali. Una giuria composta dal General Manager Room Division, manager e professionisti del settore alberghiero internazionale valuterà le performance. Per il settore sale e bar la prova finale consisterà nella creazione di una bevanda utilizzando gli ingredienti disponibili in una Mr. Bar, con particolare attenzione alla presentazione creativa e allo storytelling, il tutto sotto lo sguardo attento di esperti del settore, quali bar manager della catena Autogrill, che valuteranno competenze tecniche, capacità di innovazione, gestione del tempo e abilità comunicative nella presentazione del prodotto finale. Per la dirigente scolastica Giovanna Pisano il risultato raggiunto rappresenta un importante riconoscimento del valore formativo dell'istituto, una dimostrazione concreta di come la scuola possa essere un luogo di crescita autentica, capace di formare giovani competenti e consapevoli, pronti ad affrontare le sfide del futuro.